Buonasera! È quell'attimo di indecisione che Ho chi fregato il mio saluta, socio. Massimo o Marco? Chissà chi parlerà questa sera di noi, boh! E invece parleremo di questo! Ah. Spoiler, dai, spoiler! Cosa parliamo stasera di? Allora, stasera parliamo di Blade Runner inteso ovviamente come colonna sonora di quel grande musicista che è Vangelis, e lo faremo non da soli, io e te, tête a tête come al solito, ma lo No. faremo con due amici che però presentiamo un po' più tardi. Tanto lo sapete che sono, li lasciamo nel backstage lì. Chi a fumarsi i sigari, chi a fare il check del proprio audio. Allora invece Massimo, allora parliamo di Blade Runner, film di Ridley Scott. Allora, consuete... parliamo l'annus mirabilis della musica per film, il 1982, l'anno di E.T. Tra l'altro E.T. di Steven Spielberg batté al botteghino in maniera veramente preponderante il Blade Runner di Ridley Scott, che costò all'epoca 28 milioni di dollari e ne incassò soltanto 33.000 e poco più. Fu quasi un flop perché uscì contemporaneamente per l'appunto il film di Spielberg con le musiche di John Williams e fece un successo epocale. Però ovviamente i critici all'epoca fecero notare che era un grandioso film colmo di effetti speciali visivi che però mortificavano la storia e i personaggi. Per fortuna questa critica un po' pesante nei confronti del film di Scott col passare degli anni fu un attimino messa così in disparte, cadde in una sorta di oblio e la schiera di fan appassionati della pellicola ne fecero a poco accrescere l'aura di film cult leggendario, facendo sì che poi Ridley Scott dopo anni facesse uscire al cinema una versione originale senza tagli e caratterizzata da un finale aperto a più interpretazioni, famosa Director's Cut. Comunque il film del regista di Alien, Black Rain, Thelma e Louise, Il Gladiatore, Chi più ne ha più ne metta, è considerato il film che ha inaugurato la cosiddetta fantascienza cyberpunk, tratto da, come sappiamo benissimo, da un racconto di Philip K. Dick. E la vera domanda che pone il film, che è bellissima a mio modesto avviso, che in realtà per me è sempre stato, non solo a detta mia, ma di molti altri critici e fan del film stesso, è un noir camuffato da pellicola sci-fi fantascientifica. Ed è, la vera domanda è, più umano degli umani. Quindi cosa significa essere umani? Ed è solo attraverso il detective, il Blade Runner, colui che caccia cacciatore di replicanti, Rick Deckard, e quest'amore sviscerato e incredibile, travolgente per Rachel in questa Los Angeles futuristica. In realtà questa domanda fa sì che Deckard riscopra cosa vuol dire veramente amare e poter cambiare vita. Questo film venne girato a Los Angeles, dove è ambientato anche. Los Angeles perennemente piovosa, brulicante di viandanti costretti a stare uno attaccato all'altro alla faccia della pandemia attuale in vie strettissime. Peraltro Massimo, ricordiamo che è ambientato in che anno, te lo ricordi? Sì, nel 2019 è ambientato, cioè quindi un paio d'anni fa, quando... Un anno prima della pandemia. No, e poi neanche, perché la pandemia si dice che sia scoppiata verso novembre-dicembre, quindi in qualche modo visionario anche da questo punto di vista. Anche in quello. Tra l'altro questa un povera umanità brulicante, come dicevo, che è immersa in queste strette vie loro malgrado, ai piedi di questi grattacieli immensi, tristi, oscuri, sferzati da queste luci quasi accecanti, con l'effetto Gibigiana che divenne famosissimo grazie a questa fotografia straordinaria di questo film. E poi sappiate che vi enucleo un po' di aneddoti proprio riguardanti i film, poi della colonna sonora ne andiamo a parlare più nello specifico con i nostri ospiti, e poi il mio caro Marco ne ha da che ben dire. E le ambientazioni furono studiate insieme al regista da due famosi fumettisti, Mebius e Sid Mead. Non so se questa cosa la sapevate. E la sequenza aerea finale, quella dei primi piani di Harrison Ford, Deckard e Sean Young, la bellissima, travolgente Sean Young, Rachel,
in Fuga d'amore vennero regalate da Stanley Kubrick all'amico Ridley Scott, perché alla fine del film era corto di budget e furono estrapolate dal girato iniziale di Shining. E poi altra chicca, e passiamo poi definitivamente alla colonna sonora, la mitica frase del finale di Roy Batty, nonché il compianto Rutger Hauer, io ne ho viste cose che voi umani non poteste immaginarvi, fu inventata dall'attore stesso la sera prima di girare la sequenza finale e fu proposta da Rutger Hauer a Scott, a cui piacque moltissimo, perché non vi era nessuna traccia nella sceneggiatura di questa battuta. Quindi dobbiamo ringraziare Rutger Hauer, che è un grandissimo attore, straordinario, che ci ha regalato questa battuta meravigliosa che gli venne così spontaneamente fuori la sera prima di girare quella sequenza. Che poi è la battuta con la B maiuscola del film proprio. Per eccellenza. Senti, allora passiamo invece al nostro mondo, ovvero quello delle colonne sonore. Allora, io faccio vedere questa cosa qua. Di questioni, diciamo così, tecniche musicali ne parleremo dopo con i nostri ospiti, perché ho da imbastire con loro discussioni molto interessanti riguardo questo. Però invece parliamo un attimo brevemente della tribolata storia discografica di questa colonna sonora, ovvero è stranezza che per una colonna sonora che ha fatto epoca in realtà è stata pubblicata la prima volta 10 anni dopo. Dopodiché ha avuto diverse pubblicazioni, bootleg vari, rumeni e compagnia bella. Parlacene un po', Massimo. Allora, questa che tu dicevi per l'appunto è la versione, tra l'altro non la versione originale del film, che venne pubblicata 10 anni dopo dalla UEA, dove vi sono alcuni brani, alcuni temi del film scusatemi, reinterpretati da questa The New American Orchestra, con fior di musicisti, tra l'altro in questa... Ne voglio ricordare uno da Zappiamo convinto come sono. Chi dirigeva tutto quanto era Ian Underwood, ovvero uno dei tasteristi di Frank Zappa. Ma il risultato non fu proprio fantastico. No, non fu fantastico, però devo essere sincero che alcune esecuzioni, alcune performance, soprattutto del Love Team, di cui puoi andare a parlare tu nello specifico, e anche la canzone One More Kiss Dear, o altri pezzi, furono tra l'altro interpretati da Tom Scott, dal grande trombettista, sassofonista e nonché compositore Tom Scott. Risultavano anche abbastanza particolari, devo essere sincero, diciamo una versione alternativa di quelli che si erano ascoltati nel film, e devo essere sincero, non mi è mai dispiaciuta. Ovviamente se uno conosce a memoria il film, come noi che questa sera ne parliamo, i grandi fan, ovviamente si sentono le differenze. Questa è più una versione, diciamo, ovviamente orchestrale, non è la versione sintetica da synthesizer, cioè quella elettronica che Vangelis aveva studiato, ma molto molto approfonditamente, e realizzato nel suo studio per il film, che però è uscita in questa versione qua. Tra l'altro molti fan, molti amici esperti di colonne sonore mi hanno detto che in questa versione, che io pensavo fosse la definitiva, che consta di 3 CD, tra l'altro una bellissima confezione con questa scena qui è meravigliosa, in realtà contiene la versione del 1994, cioè l'album, il soundtrack, che uscì nel 94 però la versione di Vangelis. Poi nel secondo CD, scusate la vecchiaia ma non ci vedo più da vicino, c'è questo secondo CD con bonus material, quindi brani in più precedentemente non realizzati nella versione del 94, che vanno un po' a completare. In più c'è questa terza versione di questo terzo CD che contiene, diciamo, dei brani alternativi che poi non sono finiti sul film, diciamo una sorta di concept album o di demo che dovevano poi finire nel film, che magari poi sono stati utilizzati da Vangelis in altre situazioni. Però questo mio amico, che lo cito, Cesare Cioni, di cui oggi abbiamo avuto la discussione su Facebook, dice che l'unica versione effettiva, in maniera anche in ordine cronologico, con tutti i brani presenti, quelli realmente ascoltati nel film, è in questo bootleg rumeno,
che sicuramente arriva da un bootleg americano, però è stato stampato in Romania. Contatto con anche si dice che arriva da un tecnico che si è impossessato del master e via dicendo. Va bene, comunque, diciamo che abbiamo fatto una... a sommi capi, ecco, anche perché se entriamo nel mondo del collezionismo, aiuto, io mi tiro fuori perché non ne usciamo più vivi. Non ne usciamo più vivi, anche perché questo disco, questo album, questa colonna sonora, come abbiamo cercato di dire, ha diverse pubblicazioni, più o meno ufficiali. Ma veniamo quindi allora a questo punto alla musica. Allora io direi di far entrare il primo degli nostri ospiti. Lo anticipo, quando l'abbiamo intervistato un mese fa, circa un paio di mesi fa, parlando del suo libro, io a un certo punto gli disse no, perché io Blade Runner è la mia colonna sonora, e siccome stavamo già preparando questa puntata, quindi è stato convocato al volo, proprio gli abbiamo detto no, tu vieni, sei dei nostri, ti precettiamo fin da adesso. È stato di parola, e quindi eccolo qui, ve lo presentiamo. Trattasi di Fabio Frizzi. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao anche a chi ci ascolta. Buona serata. Buona serata. A te. Allora, eccoci qua. Ci sei dentro. Allora, prima di parlare proprio di questioni proprio strettamente musicali tra musicisti, io ti volevo chiedere una cosa. Come mai sei particolarmente legato a questa colonna sonora e probabilmente anche al film? Allora, diciamo che ci sono delle cose, voi lo sapete, noi siamo tutti artisti, anche il quarto convitato. Diciamo che l'arte, il gusto, le sensazioni molto spesso non hanno una ragione, almeno in partenza, e poi lo capisci dopo, col tempo, no? Tu vedi una donna straordinaria, cioè, è molto bella, poi magari la conosci, poi la sposi, e dopo 25 anni, come è il caso mio, dici, hai capito una serie di cose, hai capito anche i difetti, ma hai capito il perché questo mix ti è piaciuto tanto. Io devo dire che tutto è cominciato in maniera, come vi accennavo prima nel nostro salutino prima della trasmissione. Io sono estremamente istintivo, soprattutto per quanto riguarda il cinema, nel quale vivo da quando sono nato, per motivi che sapete bene, e poi che è diventato dai miei 20 anni più o meno la mia professione. Oggi è un po' difficile fare cinema in Italia, anche fuori, però comunque rimane un lavoro che ho amato tantissimo, eccetera. E proprio stavo considerando in questi giorni che il film è uscito nell'82, e quindi io andai a vederlo al cinema da spettatore, cioè andai, mi pare il Quirinale, però non potrei giurarci, e io rimasi scioccato subito, cioè quando c'è il colpo di fulmine. Mi piacque tanto la musica. Io poi, se volete, dopo parliamo un attimo di Vangelis e del mio pensiero su questo straordinario artista, ma diciamo che a me è piaciuto il pacchetto completo. Io sono uscito dal film innamorato di Rachel, chiaramente, come credo tutti, ma anche molto, molto, come dire, Harrison Ford. Da lì in poi per me è stato il mio punto di riferimento attoriale. Io tuttora, quando c'è un film di Harrison Ford, lo vedo a priori. L'ultimo mi ha un po' deluso per motivi di produzione, ma lui è un cugino leggermente più grande di me. Esatto, esattamente. Madonna, che bella. Era bella, eh? Allora, parto dalla fine, però, per parlare del film. Io mi sono reso conto nel tempo, e quindi attraverso soprattutto poi i contatti sul web, gli incontri che si fanno quando si va in giro, che questo film ha fatto innamorare tantissima gente della più diversa, un po' come capita per certi miei film strani. Perché Zombie 2 piace? Perché si vede che ci sono, e per esempio c'è una mia amica, si chiama Jovanka Vukovic, che è una giornalista canadese che prima stava a Rue Morgue, e quando io all'inizio, insomma, sono stato da loro contattato per tante cose. E lei è un'altra pazza. Lei è stata, sapete che si fanno delle riunioni
annualmente per anniversari. Quindi lei ha le foto non soltanto con Scott e con il suo entourage, ma ha una foto con la pistola originale in mano, cioè delle cose. Proprio. Sì, no, ma nel senso che c'è una. No, io credo che non ci sia un vero motivo. Il mio vero motivo ve lo accenno e poi se volete dopo lo sviluppiamo. Io credo che, primo, questo film sia sfuggito, come capita anche a noi ogni tanto, dalle mani di chi lo produceva e abbia creato una magia molto, ma molto più grossa di quella che loro si aspettavano. Cioè, nel senso che è come se il film avesse un'anima ancora più potente di quello che era l'idea. La storia è straordinaria, sono tutti bravi, cioè, ma non è questo. Io l'ho rivisto ovviamente per serietà professionale anche nei vostri confronti, ieri l'altro, e ho visto la versione definitiva, quella che tu prima facevi vedere, e vi devo dire che sarà forse la 20ª, 30ª volta. E io trovo ogni volta delle cose che mi stupiscono, che mi commuovono. Innanzitutto una cosa, e poi vi ridò la parola perché poi altrimenti il tempo scorre. Il problema maggiore nel cinema, nel teatro, anche nella musica, è che certe volte se tu non vieni catturato, tu a un certo punto pensi, mentre stai guardando la pellicola, vedi che bravo quest'attore, recita veramente bene, le scenografie, guarda quel cartello. Quando c'è la magia, tu non capisci un cavolo. Tu sei, come dire, impacchettato, wrapped, come dicono adesso i nostri amici americani, sei impacchettato e sei dentro. Ed è vero tutto quello che succede. Sei veramente sì. una mosca che vola in quella condizione. E ti stupisce, ti meravigli. Tu prima facevi vedere quella copertina. Io tra l'altro quel disco non ce l'ho, me lo dovrò procurare. Ma quella casa, quello stabile, quella specie di, non so come definirlo, con tutti questi appartamenti, sai, l'interno, quando hai aperto, ecco, questa cosa qua è, Sì, cos'è? è Una torre? Sì, una specie di torre Maya, Incas, una costruzione così, che poi se ci pensi, anzi, fatta così si vede ancora meglio. Esatto. La famosa Tyrell Corporation del film. Esatto, esattamente. Chiudendo questo argomento, in realtà io non so, il motivo per cui mi piace, perché l'hai detto tu prima, noi ci facciamo tante domande e attraverso il gioco di questi skin jobs, di questi uomini perfetti ma non reali, macchine, che si pongono il problema del futuro, della durata, della morte, ogni volta ti ributta dentro i nostri pensieri normali e li esalta e ci fa capire quanto è grande questo progetto. No, effettivamente, guarda, poi tra l'altro io mi aggancio un po' a quello che dicevi. Quando noi l'abbiamo visto la prima volta al cinema, o chi l'ha visto poi magari la sua prima volta in videocassetta o in DVD o in Blu-ray, con i genitori, con gli amici, ma io mi ricordo che una volta forse avevamo anche un modo di vedere le cose, poi magari non avevamo tutto il background, tutta la gavetta, tutta la cultura che abbiamo adesso, ovviamente dopo passati tanti anni, ma eravamo proprio talmente innocenti nello sguardo, scevri da conoscenze, quindi vedevamo tutto con quel trasporto emotivo, emozionale che ci faceva vedere ogni cosa, non ci soffermavamo sulle singole peculiarità, che poi negli anni invece abbiamo scoperto, come io poi negli anni ho scoperto che Scott ha omaggiato in quel film tantissimi amici che l'hanno aiutato quando poi è rimasto senza budget per poter finire il film, tra cui anche George Lucas. Infatti in una sequenza ben nascosto, ma in realtà se uno si ferma frame by frame, c'è il Millennium Falcon di Star Wars, nella sequenza in cui c'è il video wall con la cinese che straparla, fa spot pubblicitari, nel palazzo di fronte, vicino poi al palazzo, al grattacielo della polizia, c'è un grattacielo che è proprio il Millennium Falcon. Hanno preso proprio il modellino e l'hanno messo lì. Stupendo, è una specie di crowdfunding del cinematografico con sequenze prestate, eppure invece sembra è tutto originalissimo, che sia tutto. Allora io volevo invece dire, prima di
fare intervenire l'altro ospite e potremmo anche sentire un po' di musica, ve lo anticipo. Infatti. Però volevo dire un attimo rientrare sul discorso della colonna sonora, ovvero da più parti si dice, io sono assolutamente d'accordo, che un film visionario come Blade Runner, no? che in fondo ha anticipato in tutto e per tutto nell'immaginario di noi quello che poi dovrebbe essere la società multiculturale, no? E musicalmente corrispondeva perfettamente grazie a un lavoro, aiutatemi a dire, enorme, di Vangelis, cioè nel senso, il film è importante, ma è importante mai come questa volta una colonna sonora. Io non penso di poterne immaginare un'altra, talmente è legata a quello che si vede, e quando così è un gran successone. Ora però, oggi risentendola con animo non distaccato, perché poi quando la sento non sono mai distaccato, però mi sono appuntato un po' di cose che volevo parlarne appunto con Fabio. Allora, in questa colonna sonora ci sono sintetizzatori analogici proprio a vendere, a partire dalla Yamaha CS80 a poi strumenti della Roland Pro Mars, Jupiter, batterie elettroniche CR5000, vocoder Plus, e poi su tutto anche l'emulator. E ricordo ancora, si parla del 1982, è presumibile pensare che di questa strumentazione già dai primi degli anni 80 smanettasse il grande Vangelis, dopodiché white noise, bordoni elettronici, archi elettronici, arpeggiatori, rumori e suoni diegetici, strumenti tradizionali ad esempio come il gamelan, le campane tubolari, glockenspiel, le tablas, per rendere il contesto sociale appunto multietnico, sinfonismo elettronico e su tutto una tonnellata di reverbero, ragazzi, dall'inizio alla fine, che era proprio il segno evidente degli anni 80 proprio. Però tutto fatto con un gusto, ad esempio, è una colonna sonora dove ci potete beccare lo swing, no? O se no il pezzo world music, di cui poi ne parlerò, Tales, quello cantato da Demis Roussos, per intenderci. Ci sono tante chicche che fanno capire che nonostante si trattasse poi di elettronica, ma poi c'era un mondo tematico che insomma che non sfuggiva alle regole dell'epoca. Ecco, di tutto questo ce lo siamo portato avanti 20-30 anni, cioè i bordoni elettronici famosi partono, dico, da lì, credo, no Fabio? Cioè io penso Allora, ti dico subito, il mio pensiero è hai citato, io non avevo questa lista, non l'ho mai vista, ma hai citato praticamente quasi tutta roba che io ho utilizzato dal 75-76 fino al 90. E che ti credi che ti ho fatto questa domanda così? Vi dico solo che il mio personale Jupiter 8 è in restauro e fra una settimana il mio amico Roberto me lo riconsegnerà nuovo, e l'avevo comprato nell'81, quindi l'anno prima di questo film. Allora, allora, il mio pensiero è un pensiero anche scomodo, però cercherò di dirlo col sorriso, così nessuno si può arrabbiare. Da quando qualcuno mi fa le domande sulla colonna sonora, su cosa significa, e voi avete letto il mio famoso decalogo, le mie 10 comandamenti, eccetera. Allora, si chiacchiera tanto. C'è gente che, lo cito, come Fabio Pignatelli, che si è sempre ritenuto un musicista un po' limitato perché non sapeva scrivere la musica. Fabio è grandissimo, come tanti altri. Lui lo cito perché è un amico fraterno ed è uno che stimo tantissimo. Allora, Vangelis, io mi sono anche chiesto perché Vangelis non ci sia più in giro. E ritengo che tutto dipenda da come il mondo si interfaccia con gli artisti. Vorrei dire noi artisti, lui per carità, lui è uno dei miei idoli veri. Allora io credo che tutto la sfilza di roba che tu prima hai citato sia in realtà il prolungamento non solo delle mani,
ma anche delle onde cerebrali di un genio come lui. Ovvero sia, l'altro giorno i miei figli sentivano una cosa e quasi lo prendevano in giro, è stata ripresa la pubblicità di Barilla, non so se l'avete notato, che hanno ripreso il famoso. E io vorrei dire, per parlare della famiglia Barilla, cioè la famiglia italiana, quella che adesso ci ha pure messo una persona nera perché ormai si mettono per forza, però voglio dire, esattamente, però risentire questo capolavoro riorchestrato di Vangelis, sì, è quella cosa lì, cioè tu vedi la gente a tavola, vedi la pasta fumante, vedi il bambino che fa i capricci per non mangiare il contorno, è così. Allora, Vangelis, secondo me, che è partito dagli Aphrodite, che erano uno dei miei gruppi preferiti, eccetera, eccetera, è uno di quei geni che hanno la capacità di, come dire, trasfondere, di tirare fuori le emozioni che prova, che vuole raccontarti, eccetera, eccetera, in maniera logica. Lui lo ha fatto con questa marea di tastiere. Io vidi un concerto in cui lui, e capite già il personaggio, io non l'ho mai incontrato purtroppo, lui fece un concerto a Caracalla e non si fece vedere perché non voleva che la gente vedesse cosa usava. Immaginatevi anche penso il trauma, no? che certe persone possano vivere nella popolarità, nella curiosità. Cioè, lui aveva una lamiera, è entrato, ha fatto il saluto, è entrato nella lamiera e abbiamo ascoltato la sua esecuzione per 2 ore. Ma non sappiamo cosa c'era dietro la lamiera perché ci saranno state 10-12 tastiere che lui zompettando interpretava da mai, però ci sono state. Allora io credo è talmente importante questo film e questa colonna che veramente devo scegliere i fili su cui perché altrimenti vi romperei anche le scatole. Io però vi prego di fare quando sarà finita la trasmissione, tanto avete tutti il DVD, ripartite da capo e all'inizio sulla prima inquadratura c'è un totale della città e ci sono delle esplosioni. In quelle ci sono delle esplosioni forti, tant'è che io sto ridendo, dicevo ai miei figli, deve essere vicino a Villamiani, perché a Villamiani a Roma ci sono sempre. Era una battuta del cavolo per cominciare così. Lui fa una scelta sinfonica. Ci sono come dei corni, delle cose, ovviamente tutto rigorosamente analogico, e tu sei lì, cioè lui con 3 note, non ci vuole niente, le 3 note giuste, e non potrebbero essere altre. Io credo che, sicuramente avranno fatto un lavoro lunghissimo, le produzioni americane non sono simpatiche, perché ecco che meraviglia, perché purtroppo un pochino ti condizionano, e forse io credo che per questo motivo lui avrà detto che non voleva si pubblicasse la colonna e quindi è uscita quasi subito la versione orchestrale, eccetera. Però fa parte tutto questo discorso che ci fa parlare oggi di lui con tanto amore e tanto rispetto, un affetto profondo per chi ci ha regalato cose di questo tipo, e non solo quella, ne ha fatte tante belle, ma quella è la più bella. Infatti. Io credo che proprio sia la fotografia della difficoltà del grande artista di confrontarsi con la realtà produttiva. Però oggi. Sì, ma già da allora, considerate che pure Scott non era tanto contento del risultato, la scena finale non gli piaceva, e però alla fine, quando ti hanno dato i soldi, il film è loro e fanno quello che vogliono fare. Tra l'altro, però, scusami Fabio se ti interrompo, prego. In questa versione qua, che è bellissimo, questo cofanetto che contiene la bellezza di 5 DVD, con tutte le versioni possibili e immaginabili. Tanto mi sono andato a vedere, perché mi sono visto prima la versione, quella che era uscita nell'82, che mi ricordavo, avevo visto a Roma, non mi ricordo, vicino al Vaticano, avevo visto in un cinema all'aperto, avevo visto la versione la Director's Cut, ma mi sono andato a scoprire in questo cofanetto la copia lavoro, dove per metà film c'è la musica di Vangelis, così come ce la ricordiamo. Sul finale, quella famosa sequenza che lui non sapeva neanche cosa andare a prendere e cosa andare a usare anche musicalmente, ci sono dei pezzi di musica sinfonica orchestrale, soprattutto nella scena proprio della lotta tra Deckard e Roy, fino alla battuta storica, cult finale, che credo, se non mi ricordo male, siano pezzi di Jerry Goldsmith usati in altri film, come anche persino Alien, sempre diretti da Scott.
Quindi non c'era ancora l'idea di che cosa dovesse andare a chiudere quella sequenza lì. Poi c'è un pezzo di cui parlerò dopo. Senti, intanto io a sorpresa vi faccio vedere qualche cosa sperando che non ci bannino. Speriamo. Ci parliamo sopra. Vangelis all'opera. Vabbè. 1982. Sì, magari ci parliamo sopra così non ci rompono le scatole. No, dovrebbe, perché non è un disco, è un'improvvisazione. Che meraviglia. È un documento straordinario, Marco. Ma solo a concepirla una roba del genere. Parlavamo dell'equipment, no? di Vangelis. Beh, qui ne vediamo una parte. Tra l'altro Vangelis, sai che Fabio dicevi tu che non sta facendo più niente, ho scoperto che ultimamente gli hanno affidato un film, ora non mi ricordo quale, e lui l'ha accettato ed è il suo ritorno dopo tantissimi anni alla composizione di musica applicata, perché lui era stato chiamato per fare questo, il seguito. Certo. Ma si rifiutò perché ha detto, testuali parole: io con Blade Runner ho detto tutto musicalmente, basta, non ho più nulla da dire. Madonna, va bene, bellissimo, grazie Marco. Bella, grande Marco, sta sorpresina. Va bene. Punto, quindi, visto che stiamo parlando di musica e abbiamo fatto sentire musica, direi di far sentire. Allora facciamo una cosa, non lo introduciamo subito l'altro ospite, ma lo introduciamo con la musica. Allora vi spiego brevemente. Quando eravamo ancora musicisti che suonavamo, facevamo quella cosa lì, musicisti che suonano in pubblico, cioè dove c'erano i palchi e la gente che ascolta, si parla di cose da Piero Angela, da Quarto. Cioè, tanti secoli fa registrammo nel 2019 all'Auditorium, facemmo Cinematica, cioè una rassegna dove noi suonavamo vari temi con il gruppo che si chiama Apollo Project. Allora vi faccio sentire questo, che era appunto il nostro tributo a Vangelis. Più che altro era il tributo di Simone, perché io e l'altro musicista facevamo non da comparse, proprio da ancora meno, come sentirete. Comunque, sentitevi innanzitutto questo e capite, poi sto parlando di Simone Salsa, che dopo vedremo. Il tema...
Vabbè, facciamolo entrare, dai, facciamolo entrare, vai, eccolo. Grande Simone, Ma grande! che bello, grazie. Ma che bello, Marco, che bella cosa. Io mai vista più, cioè nel senso mi ricordo quella sera che l'abbiamo fatta. Sì, no, ma buonasera a tutti, un grande saluto al maestro Frizzi. Come stai, grande? Bene. Dimmi, Devo Marco, dire, scusa. vi ringrazio di aver fatto ritornare uno degli amici più cari, che è un po' che non ci vediamo per vari motivi, soprattutto un annetto, diciamo. Esatto. Allora, diciamo che Simone ha suonato varie volte con Fabio, quindi poi Fabio ci ricordava prima nel backstage non solo le suonate che si sono fatte, ma anche le magnate che si sono fatti. Dai, vanno di pari passo, vanno insieme. Massimo, cosa dici tu? A proposito. Insomma, devo dire, sto tema è fatto veramente bellissimo. Guarda, questo tema, ok, io l'ho rivisitato, ovviamente, poi fatto così non abbiamo noi Pollock Project, comunque siamo sempre abbastanza intimi, diciamo, anche spaziando con dei momenti importanti. No, questo tema nella sua semplicità diventa molto complesso, proprio per questo motivo, perché innanzitutto attraversa una quinta. Cioè, se voi ci fate caso, fa e finisce sulla tonica, fa dominante tonica, e è tutto lì, sono solo note, le stesse note che si ripetono, cioè ribattute, e arrivano fino alla tonica dove risolve. E io immagino, mi sono fatto tutto un film perché è abituato a stare con i compositori, cioè che io immagino quando l'hanno fatto, perché Dick Morrissey, che è chi l'ha inciso, sicuramente jazzista, anche tra l'altro hard bop, cioè quindi jazzista hard bop, quindi diciamo sulla scia di John Coltrane, cioè lui, io penso che Vangelis l'ha messo proprio, ok, adesso fai 5 noti, 5, e quella è la grandezza, però io l'ho sempre, a me mi ha stregato da sempre, m'ha stregato proprio per questo, per la come è stato fatto, cioè una di quelle cose che veramente stanno lì e rimangono, non c'è nulla, cioè anche a livello interpretativo non è stato chiesto chissà che cosa, cioè se è stato chiesto veramente di suonare, poi sì, sono una serie di la musica è una forma d'arte, sono 5 note, sì, ma le faccio io, le fa l'altro, sono 5 note diverse, anche se sono le stesse. Però io ho sempre notato questa cosa, poi e parlo fuori dalle immagini, perché poi la mettiamo sulle immagini, che questo è Love Team, e lì a rivederci proprio. Cioè, peraltro Simone, questo è un antico, come posso dire, luogo comune, però anche che c'è un che di verità. Il sassofono si dice sempre che non è uno strumento da colonna sonora perché non sta bene sui dialoghi, che è sulla stessa frequenza della voce, e quindi non ce ne sono neanche tanti di temi col sassofono. Ricordatemi voi se c'è qualche altra cosa di importante come tema sassofonistico nell'ambito cinematografico. Ci sarà sicuramente tanti, però così importante. Fra i più importanti c'era quello di come il film con Marlon Brando. Ultimo tango a Parigi. Ultimo tango, vabbè, ma lì era Gato Barbieri, e quindi esatto. Ma se non mi ricordo male c'era anche un tema, non vorrei dire una cavolata, che tra l'altro rientra insieme a questo qua di Vangelis in uno dei miei temi preferiti d'amore per eccellenza, che è quello di Chinatown di Jerry Goldsmith. Forse era fatto per tromba, se non mi ricordo male, però non vorrei, magari qualche nostro spettatore ci farà un commento in diretta. Diciamo una cosa, per dire una cosa un po', come dire, pruriginosa. Negli anni in cui io ero piccolino e c'era tanta commedia sexy, il sax era usato per quello. Ci chiedevano tutti i temi per sax, però per altri motivi, diciamo che però Fabio, in quelle scene non si parlava, immagino, quindi il problema era risolto. Quindi il problema era risolto. No, ma se veniva usato adesso io dico ahimè, perché per noi insomma viene usato poco. No, ma come diceva Marco, giustamente, perché è importante, diventa subito importante. Cioè usi il sax. Fabio, ti ricordo una cosa: abbiamo fatto un film dove c'era una scena che erano in un aereo e le riprese erano fuori dall'oblò e si vedevano tutte le nuvole, che tu me le hai fatte commentare col sassofono tenore
a mo' di breaker anni 80, no? Cioè reverbero, però lì non c'erano dialoghi, cioè nel senso c'era questo viaggio e ci stava tutto, insomma. C'è un'altra scena che hai fatto tu, adesso poi parliamo di noi, poi torniamo a Vangelis. Esatto. Ti ricorderai uno degli ultimi film che ho fatto proprio con Sindoni, che era Abbraccialo per me. C'era una scena in cui è la storia di un ragazzo che ha problemi di diversità mentale. E a un certo punto c'era una scena, tu forse non lo sai neanche perché non so se l'hai visto. Allora, una delle cose che mi sono sempre permesso di chiedere a Simone è quello di improvvisare su diciamo dei papocchi armonici interessanti che mettevo giù con gli archi. Nel senso, c'erano 16 misure strane senza melodia e dicevo Simo, mi fai una cosa? E Simone, devo dire, ha un'inventiva, a parte è uno che suona bene, ma non è solo quello, lo diciamo prima, no? L'inventiva, la capacità di raccontare. Anche col clarinetto, lui mi ha fatto delle cose col clarinetto pazzesche, ma insomma, già con Sindoni era capitato. A un certo punto noi abbiamo fatto sta roba da 4 minuti e mezzo, 5 minuti, con un cacchio di sax che si muoveva su queste armonie strane. Quando siamo andati a montare, c'era la scena in cui la madre cerca di andare a liberare il figlio da questo ospedale, ma non ce la fa. Torna a casa a piedi, non parla, ovviamente. Ed è una scena drammatica in cui lei si rende conto che insomma non ci sono chance, questo problema è un problema che... Ed è stato montato il sax senza la base. Cioè questo sax che si muove strano, ogni tanto, come dire, parla con se stesso, ed è una delle scene più belle del film, grazie a Simone. Perché è così. Grazie a te. Sì. È vero, grazie a te per tutti gli spazi che mi hai sempre dato, che devo dire. Hai occupato nel modo più bello che si possano occupare. Va bene. Allora, se torniamo a Blade Runner, io stavo, cioè, perché a me poi piace fare le ricerche, diciamo, su tutti, cioè tipo un'altra ricerca che ho fatto, poi ritorno subito, è stato il sassofonista che ha fatto Careless Whisper di George Michael. Certo. Okay, ho fatto tutta una ricerca perché ci sono delle cose che ogni tanto ti chiedi ma come sarà, poi lo spiegheremo in un'altra parte. Allora, per quanto riguarda questo, allora Dick Morrissey è stato, perché nel 2000 diciamo è andato a suonare in un altro posto, un'altra parte. Okay. Esatto. Sì. Lui è stato un sassofonista jazz, ma tanto, come dicevo prima, hard bop, cioè quindi diciamo, cioè periodo coltraniano, anche se ha fatto dei dischi più leggeri, ma comunque sempre con suo perché. Quindi già immagino, diciamo, interpretare una cosa, no, che comunque gli sono stati messi tutti i paletti possibili immaginabili. Ma io parlo così perché succede anche a me, no? Quello non lo fare. Quello non lo fa, è bello, ma non lo devi fare. Cioè, tutte queste cose. Però ho dei dubbi perché lui è un tenor sassofonista, cioè suona il sassofono tenore, e sulla colonna sonora fatta nell'82 io ho dei seri dubbi se sia un alto, perché da sassofonista sento a un certo punto un passaggio che mi sembra un alto, però questa cosa non sono riuscita a trovarla e quindi a confermarla. Però io direi, io infatti lì nel video che avete visto prima ho scelto di suonare il tenore per rispetto di Dick Morrissey, perché è scritto tenore, perché potrebbe pure, perché negli anni 80 i suoni di sax erano molto chiari. Vero, si è passato negli anni 60 che i suoni erano scuri, piano piano da dopo Coltrane sono cominciati a schiarire, finché negli anni 80 i suoni erano anche chiari, no? Erano tutti molto pompati a livello, anche le tastiere, anche il basso elettrico, sono diventati tutti virtuosi, cioè il basso elettrico che prima accompagnava è diventato virtuosissimo, sì, da Pastorius in poi è diventato, certo. era diventato una chitarra, esatto. Allora ho questo dubbio che non so se mai qualcuno forse ma c'è scritto qualcosa sui credits, visto che ce n'hai 4-5 dischi? Stavo andando proprio a controllare quello con le musiche originali di Vangelis. E allora, data sempre l'età che non riesco più a vedere da vicino, qui c'è purtroppo un problema. Allora, sul Love Team dice semplicemente che è il sassofono di Dick Morrissey, basta. Non dice che tipologia di sax è, se è tenore, alto, no, certo. non lo dice. No, quindi è molto generico.
mentre Tom Scott Tom Scott invece nell'altro suona, credo, sempre come diceva Simone, in rispetto dell'esecuzione della performance originaria che ha voluto Vangelis e Morrissey. Credo che sia anche lui scritto tenore. Semplicemente riportato sax tenore. Però aspetta, guarda, lo vado subito a confermartelo, perché tra l'altro questo qui che facciamo da poco fa inizia proprio con il Love Team. Ok. Sì, qua dice sax alto. Farlo vedere. Suonato da, scusami, Tom Scott. Tom Scott. Timo, allora, volevo dire una cosa, che nella mia, ovviamente lo dico con ironia, la mia ignoranza, nel senso che io l'ho sempre sentito così, non l'ho mai provato a suonare, ovviamente. Io mi sarei giocato $10 che fosse un alto, perché sulla tessitura, perché è molto aperta. Poi l'ho sentito da te un attimo fa, ho detto no, allora forse no. Ma io, guarda, io sono stato sempre combattuto pure quando l'abbiamo fatto, no? Però ho detto no, vabbè, io avevo trovato solo esecuzione col tenore e allora sono rimasto fedele al tenore. Comunque, certo. Sì, esatto. Però c'è veramente sulla versione originale, ma si sente anche sul film, che a un certo punto c'è un cambio di registro, come diciamo noi, cioè dallo strumento che tu passi tutto chiuso a tutto aperto. Esatto. Che lì può essere solo l'alto in quel momento ben preciso, che comunque quello è non un problema tra virgolette, è lo sbilanciamento dello strumento a fiato, no? Fatto di buchi, che comunque per quanto vuoi essere, ma poi che ne so, la registrazione più bella del mondo, si sentirà sempre quella cosa. C'è un cambio di registro, succede anche nella chitarra, succede anche, no? Certo. E quindi mi ha sempre messo questo dubbio, però a me piaceva poi rispettare, capito? Anche perché farlo col tenore, vi garantisco, è molto divertente, perché è molto... io vi posso garantire che se gli stai vicino al sassofonista tenore te spettina proprio, cioè nel senso io in quel momento suonavo gli strumenti lì, gli Handpunk, tutti strumenti tenerini carini, con sto mostro che mi suonava davanti, cioè il tenore, non sentivo una mazza di me stesso, quindi voglio dire, l'alto è più garbato, ecco, diciamo così. Sì, no, vabbè, ma lì è proprio, cioè io li spingevo perché proprio veniva bene spingerlo, capito? Anni 80, capito? Cioè, noi siamo usciti dai Weather Report, quindi, capito? Poi anni 80 rimasto lì. Breaker Brothers, capito? Già facevano dischi pazzeschi. Senti, allora io darei per fare un giochino di fine puntata, coinvolgendo magari qualcuno che ci ascolta, qualche nottambulo. Ecco qui, cioè parliamo fino adesso abbiamo parlato del tema d'amore di Vangelis, ma insomma dentro questa colonna sonora ce ne stanno tantissimi di temi interessanti. Io ne vorrei parlare di uno, così andiamo dal sax e passiamo alla voce, cioè di Tales of the Future, il brano dove canta Demis. Si dice che Demis abbia cantato pure 2 note su un altro brano, che è Damask, non mi ricordo adesso, aiutatemi. Sì, lo dico io. Damask Rose. Esatto, si dice, ma anche lì non si capisce. Allora, però ecco, quel brano lì io lo ritengo innanzitutto uno dei brani più belli, dove Demis, che per me è uno dei più grandi cantanti che siano apparsi proprio. Poi diciamo che nella sua seconda parte della carriera ha cominciato a fare cose molto easy, molto easy, ma era in grado di graffiare. E su questo brano lui canta, essendo lui di origine greca, però ha vissuto da bambino in Egitto, canta in una lingua inventata, che poi altro non è che l'arabo si dice con una cadenza egiziana, ma comunque con dei termini molto buttati lì, e in qualche modo anticipa quello che Lisa Gerrard poi avrebbe fatto molti anni più tardi sul famoso tema di Anzillo del Gladiatore, dove c'era una lingua inventata. Quindi, come dire, la voce usata come strumento musicale
andatevelo a sentire. Noi purtroppo se lo facciamo sentire ci bannano pure qui, però andatevelo a sentire. Però ecco, se c'è secondo me un brano dove si respira un po' quest'area mediterranea, che Vangelis è greco, Demis era greco, quindi l'area mediterranea era quella, e risentite delle cose che poi fece Brian Eno qualche anno prima con My Life in a Bush of Ghost, un anno prima, dove mischiavano campioni con elettronica, con musica presa da varie parti. Insomma, morale della favola, è un brano secondo me che stava molto molto avanti rispetto a tutti gli altri, con un grande Demis. Ecco, vediamo se qualcuno ci dice qualche cosa. Io vedo ci sono dei commenti, sto vedendo se allora dei commenti, diciamo dei complimenti al nostro Fabio. Dai, che bello questa cosa. E poi c'è, aspetta, mi dimenticavo, cioè in quel video che avete visto c'era io, Simone, ma soprattutto poi c'era anche alla chitarra Mats Edberg, che salutiamo. Ciao Mats. Ciao Mats. Ciao. Tra l'altro, altro pezzo bellissimo che ovviamente era imprescindibile non usarlo nel seguito non seguito, perché tanto questo qua ancora oggi lo devo ancora digerire, questo film. Zimmer e il socio, il partner Benjamin Wallfish, dovettero riusare obbligatoriamente in una scena clou del seguito, che non sto a dire perché magari spoilerò a chi non l'ha visto, questo bellissimo brano che viene chiamato Tears in Rain, le lacrime nella pioggia, nel momento clou finale della mitica battuta creata da Rutger Hauer, come dicevo all'inizio di questa puntata. Questo pezzo bellissimo, che in realtà è un pezzo atmosferico, proprio percepisci il cadere della pioggia, le gocce, come usa lì i sintetizzatori, è qualcosa di veramente quasi... Poi ormai Evangelis è stato emulato in tutte le forme possibili e immaginabili. Oggi quando qualcuno grida il capolavoro di qualche pezzo, di qualche colonna sonora, dice Madonna, guarda che cosa non hanno fatto. Io penso a Stranger Things, guarda che cosa non hanno scritto. Gli ho detto, ma avete sentito Vangelis, i Tangerine Dream, Carpenter, Fabio Frizzi, allora, a questo proposito, se mi date un minuto vi racconto una storia carina. Allora, vai, spara. Voi siete tutti romantici e chiaramente parlate delle cose più profonde, queste belle, anche io ho detto prima, quelle 2 note all'inizio, però in realtà ci sono dei titoli di coda di cui non stiamo parlando, e io vi devo raccontare una storia mia riguardo a quello. Allora, lui spara questa raffica finale, utilizzando ovviamente un sequencer di prima generazione, perché erano i primi anni che sono i sequencer veri, eccetera, eccetera. E poi con questi suoni strani, queste cose svolazzate, fuori tempo, eccetera. Io sono rimasto talmente scioccato da quel pezzo che fortunatamente quando si scrive ad imitazione la gente non se ne rende conto, e mi è capitato proprio recentemente sul palco che la mia band, quando abbiamo fatto un pezzo che ora vi dico qual è, così almeno mi sputtano, però è anche bello sputtanarsi in onore di un grande come Vangelis Papatanassiou. E allora io a un certo punto dovevo fare, ma in quel periodo diverse volte mi è successo, mi aveva stregato l'idea. Qual era l'idea? Come diceva Simone prima, 4 note, un cacchio, niente. Eppure ti piglia qua e te lo ricordi per le prossime 10 notti, senti solo quella cosa che gira. Io a un certo punto dovevo fare un film, che tra l'altro è anche un film decente, diciamo, fra quelli di quel periodo, un film con Lamberto Bava, si chiama Blast Fighter, e è la storia di un combattente, insomma, non è un film, come dire, da Oscar, ma è comunque, ho visto che i voti in genere in queste strane situazioni sono sempre decisamente sopra la sufficienza. E a un certo punto io avevo bisogno del tema del combattente, perché era proprio il titolo di coda, eccetera. E mi buttai su una situazione simile, cioè l'idea, io quando rubo, ho avuto un grande maestro, non dico il nome, ma tanto voi lo sapete chi è, che è uno che mi ha detto: Fabio, quando non c'hai un'idea, prende qualcosa che ti piace e ci vai sopra. Ma in realtà, quando si ruba, se hai un pochino di, come dire, di senso dell'onestà, più che altro rubi la struttura, rubi l'idea, rubi, diciamo, il mood,
e poi vivi la vita tua, cioè scrivi la tua melodia, scrivi il tuo... E il tema di Plus Fighter, questo tema, è un tema che ha il sequencer, questa roba qua, che ha gli archi, ha un'apertura, ha delle cose, ma ha questa melodia semplice, che poi a un certo punto va su di una terza minore e poi tornerà giù. E devo dire, io quello, quando l'ho detto ai ragazzi, prima di farlo in concerto, mi hanno detto, ma no, ma non c'entra niente. Vabbè, io sono felice che voi diciate che non c'entra niente, ma quello è un tema che io ho scritto in onore e, diciamo, in adorazione del grande Vangelis. E questo di che anni stai parlando? 2 anni dopo. 2 anni dopo. Ah, 2 anni dopo. Sì, 84. Pieni anni 80. Sì, beh, sai, il mood era quello. Ad esempio, prima parlavi dell'emulator. Io ho avuto l'emulator 2 che mi ha salvato la vita in tante situazioni, che aveva dei suoni bellissimi ed era pratico. Con un multipista andavi veramente tranquillo. E insomma, è bello parlare di quest'uomo. Io spero veramente di risentire qualcosa al più presto. Una chiosina. Credo che anche lui, quando gli hanno detto ma come non usciamo con la colonna, adesso la facciamo con l'orchestra, secondo me si è arrabbiato. Sì, ma no? Infatti ne sono... Ma io almeno... Si è arrabbiato tanto. Io leggendo un po' quello, è anche strano che non è uscito, che è uscito dopo 10 anni la colonna sonora. Cioè, evidentemente qualche problema editoriale ci deve essere stato. Cioè, io volevo parlare un attimo invece del Blade Runner, quello 2049, no? Di quello di cui si parlava. Sì, Hans Zimmer, ma prima di Hans Zimmer, caro Massimo, se non sbaglio, era stata commissionata a Johan Johansson la colonna sonora. Perché ricordiamo che il film è di Denis Villeneuve, che è il regista di Arrival, scusatemi, di Sicario, cioè comunque aveva lavorato aveva stretto un sodalizio con Johansson. Il problema qual è stato? Che a un certo punto i famosi produttori ignoranti, ne conosciamo abbastanza, e non solo loro, dissero no, ma questa musica non ci sta neanche lontanamente, affidiamola in 4 e 4/8, come è successo più delle volte a Zimmer, di entrare proprio come si dice, a gamba tesa all'ultimo momento, affidiamola a Zimmer e Wolfich, che poi che cosa hanno fatto? Hanno, diciamo, con un grande sforzo, quasi pedissequamente ricopiando un po' la struttura di quello che era Vangelis, ovviamente non potendo farne a meno, utilizzando anche alcuni pezzi proprio pari così come erano, però l'atmosfera è quella lì. Quindi io mi immagino che Johansson, che tra l'altro aveva detto che la sua musica era molto rispettosa del Vangelis originario, con il suo stile, con un po' più di orchestrazione, di quasi qualche utilizzo di parti orchestrali, che poi credo sia finita in un film che è uscito 2 o 3 anni dopo, che ora non mi sto ricordando, devo andare a cercare. Comunque purtroppo ha avuto una fine non degna di nota. Tra 10 anni uscirà il disco di Johan Johansson che aveva pensato per Blade Runner, e la storia continua. È così. Però vi dico una cosa, che tranne nel caso in cui uno fosse stato amico di Vangelis, proprio di famiglia, nel senso che erano cresciuti insieme, io credo che nessun compositore avrebbe voluto affrontare quella... Io avrei detto sicuramente, per carità, magari me l'avessero chiesto, ma io avrei detto sicuramente non me la sento, perché dopo una storia come quella, dopo un film come quello, dopo una colonna come quella, ma dove vai? Cioè, per carità, è andato anche forse bene il film, però... Capito? No. Visivamente ineccepibile. Il problema fondamentale è che non aggiunge niente, forse toglie troppo a quello che in realtà era il film originario, che è l'essenza, la bellezza. Poi effettivamente io continuo a dire è un noir, è un film, hai ragione. Chandleriano, credo sempre che le prime versioni dei grandi capolavori andrebbero lasciate in pace. Adesso dico una cosa impopolare, però la dico perché la penso da tanti anni. Quando Germi se ne stava andando e il testimone lo prese il suo amico Monicelli, è nato Amici miei, che è nato in questa casa. Mio papà, io abitavo qui con papà e mamma, eccetera. Quindi ho visto la sceneggiatura qua, eccetera, eccetera.
Amici miei è un capolavoro assoluto in un altro genere, in un genere, però è di una profondità, di una bellezza. Ancora oggi è un po' lento, è un po'. Blade Runner no, io l'ho rivisto ieri l'altro e l'ho visto veloce, bello. Amici miei, sai, la commedia un pochino rallenta, oggi siamo abituati alle mazzate. Però io devo dire che se fossi stato nei cinematografari dell'epoca mi sarei fermato lì. Perché, per carità, tante altre risate. Però devo dire che Amici miei è Amici miei, punto. E se avesse avuto quel coraggio, forse alcune cadute anche di gusto, di stile, non lo so. Io penso che quando capisci che sei di fronte ad un'opera straordinaria, anch'io ho fatto dei sequel, lo sapete bene, però non sono mai stati della forza del numero uno. Chiaramente parliamo di Febbre da cavallo, per esempio, che il secondo è carino, è divertente, fai due risate, però, cioè, tutti dicono, però, certo, l'altro è un gigante della comicità italiana. No, è vero, è vero. Quindi è difficile. Peraltro voglio dire, quanti anni sono trascorsi tra Febbre Cavallo e La Mandracata? Cioè, Tanti, era il 75, l'altro era 2000 e qualche cosa, quindi insomma tanto tempo. Con i dovuti paragoni, voglio dire, tra Blade Runner 1 e Blade Runner, chiamiamolo 2, mi sa che intercorrono lo stesso quantitativo d'anni. Più o meno sì, bravo, più o meno sì, esatto. Quindi, ma come dire, proprio... Una domanda veloce. Allora, è successo all'inizio puntata. Allora, Blade Runner, appena uscito, diciamo che non ha avuto tutto questo grande successo, ok? Esatto. E lo stesso anche Febbre da cavallo. Esatto. No, non li sto paragonando. No, ma è vero, è vero. No, l'ho detto in testa. Però Blade Runner non lo facevano vedere nelle TV private. Vabbè, ma quello le TV private hanno fatto vedere dopo. No, volevo arrivare, cioè, ma secondo voi potrebbero essere stati non capiti e quindi successivamente capiti? Io sono d'accordo. Perché Febbre da cavallo è stato così, perché Febbre da cavallo è stato capito veramente dopo 15 anni, cioè, ma forse anche di più, e Blade Runner all'inizio i suoi incassi, diciamo così sono stati quasi irrisori, se ci pensi, l'ho detto in testa, è costato 28 milioni di dollari e ne ha incassati 30.000, cioè 30 milioni, quindi veramente poco, infatti fu quasi un flop per l'epoca. Poi dopo con il passaparola, vabbè, nel cinema questi casi ci sono sempre molti, però insomma mi è venuta in mente questa cosa, cioè, di essere un po' oltre. Domanda. Lorenzo Lorenzini chiede una cosa che avevamo detto forse all'inizio del programma, lui magari sarà entrato un attimo dopo, ma effettivamente Villeneuve, come diceva anche Maurizio Caschetto, mio socio della rivista, chiese a Vangelis di realizzare la colonna sonora del sequel, ma declinò gentilmente perché disse, per l'appunto, io quello che dovevo scrivere sul Blade Runner l'ho scritto già, non ho più nulla da aggiungere, quindi passo la mano. Va bene ragazzi, allora diciamo che quello che potevamo dire l'abbiamo detto, il resto lo sa, da quanto ho letto non lo sa neanche Vangelis se lo ricorda più, perché gli hanno fatto una serie di domande, ma insomma lui non si ricordava in sessione di registrazione chi c'era, cosa faceva, quando, insomma, morale della favola, è una colonna sonora che evidentemente ha avuto un successo enorme, ma probabilmente come in vari casi, quando la stai facendo non te ne rendi conto che stai facendo la storia, ma, e quindi non prendi appunti, ecco. Io infatti Fabio quando parlo ad esempio di Febbre da cavallo, una colonna sonora che ha fatto storia, loro però se lo ricordano. Ad esempio ad esempio il famoso corista che vi ha dato che vi ha ispirato, però non vi ricordate il nome, quindi questo guarda, poveraccio l'ho richiesto a Tempera recentemente quando siamo venuti, ho detto, senti, ma come cacchio si chiamava quel ragazzo? E lui sai che non me lo ricordo.
Però il ragazzo se lo ricorda, ragazzo della Esatto. telefonaci. È geniale quella cosa, è geniale. Esatto, allora avrà saputo che voi sapete che c'era questo fatto, ma non ricordate il peccatore, ecco. Anche per riscuotere una cena, voglio dire, esatto. ci ha portato talmente fortuna che saremmo felici, però non si sa. Magari un giorno su Facebook, ciao, sono Pierluigi. No, secondo me si presenta direttamente con è vero. Va bene. Ragazzi, allora veramente. Io ringrazio Simone Salza Grazie e il suo sax. Questa volta non il suo clarinetto, ma il suo sax. Esatto. Contralto o alto che sia, ma pure soprano, dai Simone. Ma pure tenore, scusa, era tenore. Esatto, pure tenore, è vero. Il baritono però non t'ho mai visto con un baritono a te. Ma no, guarda, sai che per me già il tenore è estremo, cioè io vengo, cioè praticamente sono più orientato agli strumenti più piccoli, più acuti. Certo. No? Quindi il tenore, per me già il tenore, diciamo, ci ho messo anni per dargli, diciamo, una quadratura, una giusta quadrata, perché in testa c'avevo sempre certi suoni e suonavo sempre in alto, cioè guarda che è incredibile questa cosa. E allora il baritono per me è lontano. Va bene, comunque suonerò lontano io da te la prossima volta che suoneremo insieme, se imbracci un tenore proprio almeno 10-15 metri. Però ci tengo, prima di chiudere la puntata, e intanto ringrazio anch'io Fabio e Simone, che sono un piacere stracolore, poi avremo chicche da raccontarci per ore, ma ci tengo a dire che diciamo il live che avete visto del Love Team di Blade Runner col grande Marco Testoni, Simone Salza e Mats Herberg, c'è un momento in cui ovviamente non si sente né Mats Herberg né soprattutto Marco Testoni. Marco ha un aneddoto che non vuole raccontare, ma io ve lo racconto. Siamo di fronte a musicisti, quindi ve lo racconto. Se vi capita di discutere, a me non mi è capitato raramente di discutere o anche litigare con il fonico, fatelo sempre dopo il concerto, mai prima del concerto. Questa è una regola aurea, cioè sopportate tutto e dopo ditelo tutti i colori, ma prima mai. Perché lui chiude. Prima mai. Come avrete notato, io il gesto c'era, ma non si sentiva niente. Va bene, ragazzi, e con questa chicca io veramente saluto Fabio con grandissimo affetto, perché ogni volta che c'è lui è veramente una fonte di riflessioni, battute, divertimento, ma anche sostanza. Ecco. Ma siete una casa dove quando si viene c'è il piacere di tirar fuori delle cose personali, sempre. Va bene, allora guarda, leggete il libro di Fabio Frizzi, Backstage di un compositore, e soprattutto qualora ci liberassero un giorno e Fabio riprenda a fare i concerti, il suo tour e via discorrendo, io ci sarò, andatelo a sentire, vabbè. Maestro, mi sono buttato volontario, poi magari si è offerto. Mi sembra una cosa molto buona. Va bene, ragazzi, bello stare con voi. Grazie. A presto. Ciao Simo. Salutiamo Gloria Paul che ci sta seguendo. Gloria Paul, ciao Gloria. Ciao Gloria, grandissima Gloria. Arrivederci, ciao. Ciao.